Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi vedremo una bella difesa occulta per tagliare i legami che ci legano ad alcune organizzazioni o persone. Però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito, il The Garden Marietto Veneziano. In più vi ricordo che al mercoledì alle 20:30 sul canale in diretta live il vostro Marietto risponde gratuitamente con il pendolino e le sibille per mezz'ora e in via eccezionale anche addirittura il sabato alle 15:30, sempre sul canale del tubo, sempre in live per mezz'oretta. Bene cari amici, vediamo un po' di capire cosa si tratta di questa difesa occulta che parla di spada e di torcia. È una cosa che non si fa fisicamente ma si fa a livello mentale. Questo perché? Perché noi alcune volte ci troviamo imbrigliati in alcune situazioni molto pesanti e quindi dobbiamo per forza, in un certo senso, trovare delle soluzioni. Le soluzioni più pragmatiche, diciamo che come base si potrebbe usare dei circuiti radionici, però alcune volte non si ha questa possibilità di avere una stampante e le conoscenze radioniche e quindi si può utilizzare un altro sistema molto pratico e allo stesso modo performante, e quindi vediamo un po' di parlarne, di spiegarvi il suo utilizzo. La prima cosa, comunque il vostro Marietto vi ha sempre spiegato che bisogna sempre fare una piccola meditazione della stella di Davide e ancora prima creare un cerchio di fuoco e un ovetto colorato per proprio avere una difesa spirituale dei corpi sottili in modo importante. Poi però ci sono situazioni in cui magari ancora prima di conoscere il vostro Marietto eravate incappate e quindi bisogna dare un taglio netto a certi collegamenti che ci fagocitano, cioè praticamente siamo cibo per vampiri, no? E quindi bisogna trovare una soluzione importante. E qui entra in scena il vostro Marietto e qui vi spiega come fare. La prima cosa dovete pensare e immaginare prima di sedervi e fare queste meditazioni della stella di Davide, il cerchio di fuoco e chiaramente anche l'ovetto colorato o viola o di luce. E poi, dopo aver fatto queste meditazioni, che siete belli tranquilli, dovete incominciare a visualizzare una spada sulla mano destra, nella mano destra, che la spada, vi ricordo, è l'elemento aria, e il fuoco, una torcia di fuoco nella mano sinistra, più o meno come la Statua della Libertà. Avete presente queste bellissime torce? Ecco, questo ci servirà per proteggerci e tagliare questi legami. Quindi immaginiamo che questa società, questo gruppo, questa persona che è collegata e vicino a noi e ci dà del disturbo, ci annoia, noi la vogliamo in un certo senso allontanare da noi. Allora cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo in questo momento sempre la nostra immaginazione, non è che dobbiamo avere fisicamente la spada e la torcia, abbiamo la nostra spada nella fodera e la torcia in mano sulla mano sinistra. Dobbiamo immaginarci che praticamente questa società, questo gruppo, questa entità, questa persona ha dei fili, delle catene, dei collegamenti con noi, è distante, ma questi fili ci tengono imbrigliati. Allora estraiamo la nostra spada, immaginatevi una bella spada potente, e tagliate con un forte taglio netto il primo filo o la prima catena, insomma il primo collegamento, e con la torcia, con la mano sinistra, cauterizzate tutte e due i legacci, sia il vostro che viene tagliato che sia l'altro, così che praticamente non si possono più ricongiungere. E quindi fate questa operazione con tutti i legami che sentite che avete con questa persona, questi legacci, questi catenacci, questi fili, questi spaghi, insomma tutto ciò che voi vedete collegato fra voi e questa persona, fra voi, questa società,
fra voi questo gruppo lo dovete recidere uno per uno, un caso alla volta, prima con la spada e poi con la torcia. Chiaramente deve essere fatto a livello mentale. Quando avete fatto questo e vi sentite proprio liberi, sentite che il distacco c'è, a questo punto avvolgete in una palla luminosa questa società, questo gruppo, questa entità, questa persona e rispeditela al creatore, al cosmo, alla luce. Questo perché? Perché in un certo senso dovete ringraziare che questa operazione di questa entità, di questo gruppo che è venuto nella vostra vita vi ha insegnato qualcosa. Adesso voi avete finito di imparare e volete rimandare per aspettare una nuova conoscenza, e quindi rimandate al cosmo, sempre in modo metaforico chiaramente, a livello mentale, questo gruppo che voi avete tranciato con la vostra spada e la vostra torcia. Questo chiaramente è un esercizio occulto che fate solamente con persone che non vi piacciono o chiaramente vedete che sono negativi nella vostra vita. Non è che dovete farlo con persone o entità o gruppi che sono favorevoli alla vostra crescita spirituale. Anche se, come vi ho detto prima, queste entità che vi danno degli ostacoli vi aiutano a crescere. Bene, cari amici, questa super piccola pillola microscopica del vostro Marietto Veneziano è finita qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!